È l'occasione per dare a Marghera un'attività produttiva che genera lavoro e occupazione, cioè l'ortofrutta, i grossisti, e la piscina che da 20 anni si attende. Il MOF doveva traslocare da via Torino già da tempo, il Comune non è riuscito in questi anni a trovare un'alternativa. In questi ultimi giorni siamo riusciti a costruire un'alternativa in via delle Macchine a Marghera, dove sorgerà il mercato ortofrutticolo che darà posti di lavoro e servirà tutti i piccoli fruttivendoli della terraferma e di Venezia, e la piscina per Marghera, una piscina da 33 metri utile anche per la pallanuoto. Il progetto del mercato ortofrutticolo e della tanto desiderata piscina per Marghera va dunque avanti nonostante tutto. È un segnale di responsabilità. A tutti sarebbe convenuto di mettersi il giorno stesso delle notizie delle vicende giudiziarie, perché ovviamente un articolo sul giornale di Missioni fa sempre scatenare l'applauso, tutti dicono bravo, bravo, bravo. In realtà però c'è una responsabilità, la responsabilità di portare a termine un'avventura nel modo più indolore per la città. Dopodiché arriveranno anche le dimissioni del Consiglio Comunale. Lunedì, dopo aver approvato il rendiconto, il MOF e la mia delibera, ci dimetteremo in massa anticipando l'arrivo del commissario, il quale poi dovrà dare copertura economica a queste iniziative, perché purtroppo il Consiglio Comunale non riuscirà ad arrivare fino al bilancio di previsione.